Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19. L'esilio in Babilonia e la distruzione del Tempio di Gerusalemme avevano creato nel popolo di Israele un trauma collettivo e posto un interrogativo teologico. Dio è ancora con noi o ci ha abbandonati? Lo scopo di questa parte del libro di Isaia è quello di aiutare il popolo a capire quello che Dio sta operando, a fidarsi di Lui e poter così ritornare in patria. Ed è proprio nell'esperienza dell'esilio che il volto di Dio creatore e salvatore si rivela. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Isaia ricorda l'amore fedele di Dio per il suo popolo. La sua fedeltà rimane costante anche durante il periodo drammatico dell'esilio. Anche se le promesse fatte ad Abramo appaiono irraggiungibili e il patto dell'alleanza sembra in crisi, il popolo di Israele rimane un luogo particolarmente privilegiato della presenza di Dio nella storia. Il libro profetico affronta domande esistenziali, fondamentali, non solo per quel tempo. Chi ha in mano lo svolgersi e il significato della storia? Questa domanda può essere rivolta anche a livello personale. Chi tiene in mano le sorti della mia vita? Qual è il senso di quello che sto vivendo o che ho vissuto? Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Dio opera nella vita di ciascuno, costantemente, facendo cose nuove. Se non sempre ce ne accorgiamo o riusciamo a capirne il significato e la portata, è perché esse sono ancora germogli o perché non siamo pronti a riconoscere quello che Egli sta operando. Distratti dai venti che ci accadono, dalle 1000 preoccupazioni che ci attanagliano l'anima, da pensieri che ci importunano, forse non ci fermiamo abbastanza nell'osservare questi germogli che sono la certezza della sua presenza. Egli non ci ha mai abbandonato e crea e ricrea in continuazione la nostra vita. Siamo noi la cosa nuova, la nuova creazione che Dio ha generato. Non guardiamo più al passato per rimpiangere ciò che di bello ci è successo o per piangere i nostri sbagli. Crediamo fortemente all'azione di Dio che può continuare ad operare cose nuove. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Insieme a coloro che condividono con noi il cammino della nostra esistenza, la nostra comunità, gli amici, i colleghi di lavoro, proviamo a lavorare, a confrontarci e a non perdere la fiducia che le cose possono cambiare in meglio. Il 2025 è un anno speciale perché la data della Pasqua ortodossa coincide con quella delle altre denominazioni cristiane. Che questo avvenimento, la festa della Pasqua comune,
possa essere una testimonianza della volontà delle Chiese nel continuare senza sosta un dialogo, nel portare avanti insieme le sfide dell'umanità e promuovere azioni congiunte. Prepariamoci a vivere quindi questo periodo pasquale con gioia piena, fede e speranza. Così come Cristo è risorto, anche noi, dopo aver attraversato i nostri deserti, lasciamoci accompagnare in questo viaggio da colui che guida la storia e la nostra vita. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?